Energia, carica e voglia di lavorare per il territorio, le parole d'ordine di una rinnovata stagione di Forza Italia anche a Belluno, un'agenda politica che guarda la montagna e ai suoi abitanti e quindi ai problemi che attanagliano il territorio più vasto del Veneto e alle risposte che i cittadini richiedono. La legge sulla montagna sicuramente è una di queste, ma anche l'autonomia che può e deve dare slancio alla regione e alla provincia di Belluno per fare in modo che le persone, soprattutto i giovani, scelgano di vivere nel nostro territorio. C'è poi l'annosa questione viabilità con la necessità di un asse viario che guardi verso nord per fare di Belluno l'anello fondamentale del collegamento fra Venezia e l'Europa. E su questo dobbiamo assolutamente lavorare insieme anche ai collegamenti intervallivi per fare in modo che le persone possano spostarsi più agevolmente all'interno del nostro territorio. Attesissimo il coordinatore regionale Flavio Tosi, che la scorsa estate in città presentò le new entry nel partito, che ambisce alla doppia cifra ai prossimi appuntamenti elettorali europee e amministrative, ma che non disdegna l'apporto prezioso delle civiche. A livello comunale le liste civiche, massimo rispetto, rimangono radicate col loro nome sul territorio, dopodiché quando sono le provinciali, le regionali, le elezioni politiche, le elezioni europee, chi sta nelle civiche sostiene Forza Italia, ma Forza Italia non vuole cancellare le liste civiche, chiede di aderire a un progetto più grande mantenendo la loro identità. In provincia di Belluno più del 50% dei comuni andranno al rinnovo la prossima primavera. Forza Italia è al lavoro con gli alleati di governo e naturalmente con le liste civiche. Il civismo è la parte importante e fondamentale per vincere le partite delle amministrative.